Vittoria interna per l'Unico Mezzo di Casciotti che batte per 2-0 il Teramo grazie a due gol arrivati entrambi nel secondo tempo siglati da Della Pietra prima e Bordi poi, entrambi azioni arrivate su calcio d'angolo. Seconda vittoria consecutiva da parte della formazione rosso-blu dopo la vittoria esterna per 0-1 arrivata nel turno infrasettimanale sull'Inter San Maurese. Sono 8 i punti totali da parte dei rosso-blu pometini. Prima azione offensiva da parte proprio della formazione padrone di casa, è Mokulu a provare a mettere il corpo davanti al difensore, assist con traversa piena da parte dell'Unipomezia. Poi il Teramo a provare con due occasioni arrivate però dalla distanza sulla seconda, interviene l'estremo difensore dei padroni di casa, altra azione in verticale da parte della formazione giallorossa che nella prima parte prova a rendersi pericolosa con questo cross all'interno dell'area di rigore, palla che poi teste sull'esterno, ancora Teramo che prova con un'altra conclusione da fuori, palla che termina alta sopra la traversa, Unipomezia che spinge specialmente nella prima frazione, nel finale di questa diagonale che termina sul fondo. Poi nei minuti finali della prima frazione di gioco, clamorosa svista da parte del direttore di gara, colpo di testa di Mokulu, però poi il portiere ospite lo stende, per il direttore di gara non c'è nulla e si prosegue. Il gol dell'Unipomezia del vantaggio arriva da calcio d'angolo al 19esimo del secondo tempo, Della Pietra appoggia in rete trovando l'angolo giusto, 1-0 in favore dei padroni di casa. Ancora Unipomezia, altro calcio d'angolo sempre dallo stesso lato, colpo di testa di Bordi al 27esimo, il punteggio va sul 2-0. Teramo che prova a riaprire il match nel finale non riuscendoci, Unipomezia che chiude sul 2-0 con questa conclusione, poi triplice mischio del direttore di gara.